Ho saputo che la bambina sta molto bene, oggi stesso andrò a trovarla anche in ospedale, le ho preso un peluche sperando che lo stringa forte forte e che dimentichi il prima possibile quanto è successo. Sarà un incontro emozionante quello tra la piccola di quasi 3 anni caduta nel vuoto domenica e l'uomo che per primo l'ha soccorsa e le è stato vicino fino all'arrivo dei medici. Andrà in ospedale per sincerarsi che le condizioni della bimba siano buone e che possa presto tornare a casa per dimenticare quanto accaduto. Lui, invece, quegli istanti drammatici non potrà mai cancellarli. La scena della caduta è un qualcosa che mi sta già adesso girando all'interno della testa come un loop e sarà un ricordo indelebile piuttosto difficile da dimenticare. Domenica il ragazzo era andato a Mogliano a trovare i familiari per il pranzo. Si trovava nella stanza del fratello quando si è consumato tutto. Con la coda dell'occhio ho visto qualcosa di anomalo cadere dal piano superiore. Pensavo fosse caduto o un tappeto oppure un cuscino dal piano superiore. Nessun tonfo, nessun rumore, ma l'uomo insospettito si affaccia al balcone. Ho visto la bambina al piano inferiore, al piano terra, sul giardino, che iniziava a piangere. Il ragazzo mantiene il sangue freddo, dice al fratello di chiamare il 118 e di correre in strada per attendere l'arrivo dell'ambulanza, che in pochi minuti giunge sul posto insieme all'elicottero. Lui nel frattempo si avvicina alla piccola, sesa nell'erba, che ha attutito la caduta. Io mi sono semplicemente limitato ad accarezzarle la pancia e a tenerla tranquilla, chiamandola per nome. La bimba era vigile, era sveglia, era impaurita, piangeva però non in modo molto, diciamo, rumoroso, era più che altro preoccupata. Eh, ehm, Gli occhi comunque indicavano una forte paura. A bassa voce diceva il nome del papà, chiamava il papà. Poi la piccola viene presa in cura dai sanitari e trasportata all'ospedale. L'uomo, rimasto solo, elabora quanto accaduto. L'unico pensiero fisso per lui è che la bimba stia bene e sia fuori pericolo. Poi l'incredulità di fronte alla notizia dell'arresto della madre, accusata di aver gettato la figlia nel vuoto. Era una signora assolutamente tranquilla, riservata, mi salutava sempre. All'epoca mi ricordo che era al parco che giocava, la bambina era in carrozzina, ogni tanto la metteva giù sul prato e faceva fare un po' di altalena e mai, mai, mai me lo sarei aspettato.